Amici di Sportesili, buon pomeriggio, buon pranzo a voi che ci state guardando dalla calda e soleggiata Palermo. Scelta della location diversa oggi, infatti tra l'altro subentro anch'io in diretta, approfitto per subentrare in diretta, doveva andare il solo Anthony che infatti da buon impiegato ha indossato i vestiti sportivi, non doveva andare in diretta, ma considerando che fuori c'è una bufera e anche purtroppo il capannone che ospita i giornalisti qui all'Acqua Granda di Livigno purtroppo non ci consente di andare in trasmissione al mio radio, ma allora ecco ci siamo spostati nel bar bistrò del centro sportivo Acqua Granda di Livigno, tra l'altro bella struttura, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo ben volentieri. Al mio fianco Antonio Massaro. Ciao Francesco, un saluto a tutti. E dunque entriamo subito nel vivo della diretta, fermo restando che alle 18:30 tornerà il buon Anthony Massaro. Da domani ci sarà anche Chiara Ferrara in diretta con noi qui da Livigno per seguire quella che è la seconda settimana, i restanti 8 giorni del ritiro del Palermo in quel di Livigno, ritiro che domani entrerà nel vivo con la prima amichevole del Palermo contro la rappresentativa LND di Sondrio. Ribadisco ancora una volta, scanso equivoci, non è la squadra del Sondrio, ma è diciamo l'all star, per così dire, sì. Dei migliori giocatori appunto della provincia di Sondrio, che militano naturalmente nelle varie categorie, e noi naturalmente la seguiremo non in diretta perché la partita verrà trasmessa dai canali ufficiali del Palermo, però naturalmente vi preannunciamo che i nostri spazi diretta targati Sportisile Way si concentreranno nel pre e nel post partita, quindi considerando il fischio d'inizio alle 15 andremo in diretta o confermando l'orario delle 13 o più avanti, ve lo comunicheremo per bene domani mattina, e poi nell'immediato post partita, dopo l'intervento presumibilmente in sala stampa di mister Dionisi, vedremo se ci saranno anche dei giocatori che interverranno, comunque vi porteremo praticamente in campo per seguire la prima delle 3 amichevoli del Palermo in questo ritiro 2024. Intanto dissolgo un attimo lo sguardo, ma giusto per condividere la diretta, il mio invito è sempre il solito, ovvero sia guardateci, commentate, mettete like, condividete sia dal canale YouTube che dalla pagina Facebook. Se sentite un po' di rumore in sottofondo, purtroppo naturalmente come giusto che sia, qui siamo in un bistro, quindi la gente viene a consumare. Antonio, entriamo nel vivo perché oggi ha parlato Filippo Ranocchia. Intanto dimmi che impressioni ti ha dato il centrocampista ex Empoli e poi andiamo a vedere il primo straccio della conferenza. Allora, Ranocchia sicuramente è tornato a parlare dopo la sua vecchia presentazione quando è arrivato a gennaio, poi lui in XD Zone lo scorso anno ci è passato più volte perché ha fatto diverse partite da protagonista, e proprio su quelle è tornato il buon Filippo, che ha parlato di continuità, che lui dice che di star lavorando proprio per migliorare il rendimento e farlo diventare quasi una certezza il fatto che lui faccia grandi prove, perché nella passata stagione c'è stato, dopo l'infortunio che l'ha fermato per qualche settimana, diciamo che non è tornato lo stesso Ranocchia,
anche il cambio di guida tecnica magari ha cambiato anche l'aspetto tattico del Palermo e sicuramente Ranocchia ne ha risentito, però c'è da aspettarsi grandissime cose da lui perché c'è anche una bellissima novità, sarà il nuovo numero 10. C'è una bellissima novità, ce ne occuperemo però in questo caso nella seconda clip dedicata appunto alla conferenza stampa di Ranocchia. Intanto vediamo la parte in cui Ranocchia parla del suo rendimento passato, perché l'anno scorso ricorderete un grande esordio, poi purtroppo un problema fisico che lo ha costretto a star fuori praticamente nella parte finale della regular season per rientrare ai playoff, e poi anche quella che sarà la sua applicazione nel 4-3-3 di Dionisi. Non vi spoileremo nulla, anche se sicuramente avrete già letto le parole di Ranocchia anche sul nostro sito www.sportisiri.it. Vediamo la prima parte da noi selezionata della conferenza stampa di Ranocchia, poi torniamo a commentare insieme. Sì, sicuramente come hai detto tu ogni allenatore ha le sue richieste, sono differenti. Il mister la prima cosa che ha chiesto in questo ritiro è soprattutto a livello caratteriale, quindi ha chiesto disponibilità, entusiasmo e propensione a fare quello che ci chiede. Poi le richieste tattiche, tecniche che chiederà, io come tutti gli altri saremo pronti insomma, ad eseguirle in campo. No, chiaramente l'esordio sicuramente è stato molto positivo, ma lavoro tutti i giorni perché non sia un evento straordinario, nel senso cerco di allenarmi affinché la partita sia sempre come gli esordi, insomma, per tutto il campionato, non solo per 5 partite. Sì, assolutamente, il mio obiettivo è quello, come ho detto prima, lavoro ogni giorno per diventare proprio questo. Io voglio sicuramente dare una grande mano a questa squadra e a questa società per raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissati. Direi che vedendo anche la scorsa stagione, io sono arrivato a gennaio, ma comunque ho potuto vedere l'affetto di tutti i tifosi, non credo che abbiano bisogno di stimoli per abbonarsi, insomma. Quello che posso dire è che tutta la squadra è molto determinata in questo campionato per raggiungere grandi traguardi e che lotteremo su ogni pallone in tutte le partite. Rientriamo qui da Livigno, dal centro sportivo Acquagranda. Ricordo ancora una volta, non siamo con il campo alle spalle perché fino a pochi minuti fa c'era letteralmente il diluvio. I giocatori in campo anche loro ne hanno risentito. Anthony, Ranocchia vuole ripartire da quello che ha fatto all'inizio, dalle prime partite, ma soprattutto vuole essere costante, vuole essere un leader tecnico. Leader tecnico è una parola grossa, importante, come il suo numero di maglia che ha scelto, però penso che lui sia uno di quei giocatori che si può prendere questo tipo di responsabilità, anzi guarda la forza addirittura, ti dico deve prendersele, perché è il centrocampista più forte che il Palermo ha in rosa, a mio modesto parere, di conseguenza c'è tanto da aspettarsi da lui è sempre un giocatore di Serie A, quindi per quanto mi riguarda è un lusso per la categoria, l'ha dimostrato nella prima parte della sua esperienza a Palermo, poi come abbiamo detto a più riprese l'infortunio l'ha un po' condizionato insieme al cambio di guida tecnica che gli ha cambiato un po' le soluzioni e soprattutto l'aspetto tattico, ecco. Quindi voglio vederlo Ranocchia quest'anno, anche a partire da queste amichevoli, mi aspetto un Ranocchia pimpante e decisivo. Sono d'accordo con te, a questo punto ti invito a leggere il primo dei commenti che sono arrivati e poi andiamo a cascata con gli altri. Con piacere, Andrea Randazzo ci scrive: ciao ragazzi, ma quando arrivano i nuovi? È vero, questa puntata ancora non abbiamo parlato di nuovi acquisti e forse è la prima che non è il tema che approfondiamo subito. Partendo dalle partenze possiamo dire che ormai Soleri e Aurelio sono prossimi a diventare 2 giocatori dello Spezia e quindi mi collego ai nuovi arrivi, che uno dei primissimi dopo Comisse sarà con ogni probabilità Nicolau, difensore greco dello Spezia che conosce benissimo Dionisi avendoci vinto un campione di Serie B ad Empoli nel 2021, quindi sicuramente è una scelta ben precisa e specifica del tecnico ex Sassuolo, quindi Morgan De Santis in questo senso ha deciso di accontentare le necessità del mister, che aveva bisogno di un difensore mancino, di buona tecnica, che abbia un buon lancio e che soprattutto sia forte in
fase difensiva, e allora ci dobbiamo aspettare che in questi giorni arrivi e che soprattutto si metta al lavoro con la squadra. Percorso inverso invece farà Mirko Pigliacelli, direzione Catanzaro, ormai l'abbiamo scritto anche sul nostro portale sportisili.it che vi invito a seguire. Direzione Catanzaro, rimarranno Gomis, De Planche e uno tra Nespolo e Cutrona, poi capiremo chi sarà il terzo e chi andrà in primavera, o magari uno dei due andrà anche a giocare fuori. Ultima situazione, anzi le ultime due sono quelle che riguardano Henry per l'attacco, che dovrebbe sostituire Edoardo Soleri, e ci resta anche da capire la situazione di Brunori, sempre molto particolare, e poi infine Pierozzi che arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo, sarà il terzino che darà battaglia di Achite per il ruolo della fascia destra, quindi il Palermo che opera non troppo in maniera fumosa, mi viene da dire, opera in silenzio, ma secondo me in maniera funzionale e attenta. Assolutamente, e qui subentra anche la domanda che ci pone Domenico Di Stefano, che ci chiede: se non mi sbaglio avevano fissato un budget per il calciomercato, sapete qual è? Non c'è un vero e proprio budget per il calciomercato del Palermo, c'è la voglia di investire in maniera funzionale per, e qui prendo in prestito come sempre le parole di Alfred Gomis, avere un gruppo di 23, 24, 25 titolari, che è un po' quella che era la mission che lo scorso anno si era imposto il Palermo, con quella famosa squadra che vedeva gli 11 titolari e gli 11 in panchina che potevano giocare tranquillamente in quasi tutte le altre squadre del campionato cadetto. Partiamo dal presupposto che, stando alle cifre che circolano, il Palermo ha investito a livello di conguaglio economico circa €500.000 per l'acquisto di Nicolau, oltre al cartellino di Soleri, e da quel che si dice il prestito di Peppe Aurelio, prestito con diritto di riscatto in favore della squadra ligure. Poi l'arrivo di Pierozzi dovrebbe concretizzarsi per una cifra che oscilla tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Per quanto riguarda Thomas Henry si parla di un prestito oneroso con il Palermo che verserebbe 250 o 300.000 euro nelle casse del Verona, e poi l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. E poi per quanto riguarda Gomis, il Palermo ha pagato praticamente un conguaglio molto piccolo, considerando che il portiere è in scadenza di contratto ed è anche un portiere abbastanza esperto, quindi In là con l'età, diciamo. esatto, quindi per il momento il Palermo non ha investito particolarmente tanto, fermo restando che il Palermo incasserà un conguaglio che non sarà una cifra enorme da Mirko Pigliacelli, qualcun altro andrà via e anche lì saranno partenze non particolarmente grandi dal punto di vista della remunerazione economica, e poi ci saranno altri arrivi, non saranno tantissimi perché il Palermo comunque ha tanti giocatori a disposizione, soprattutto a centrocampo, ma anche tra i centrali difensivi, quindi l'arrivo di Nicolau e il rientro al prestito di Patrick Peda porterà sicuramente ad almeno una partenza. Quindi, tornando al discorso del budget, il Palermo non farà grandissimi investimenti, non avrà, presumibilmente avrà un saldo, se negativo, leggermente negativo tra entrate e uscite, ma non dimentichiamo che comunque il Palermo ha la forza da parte del City Football Group, che con la presenza di Riccardo Bigonna a sostegno di Morgan De Santis sicuramente riuscirà a far quadrare i conti nel migliore dei modi. Tra l'altro c'era Mansur Jackson che mi chiedeva ma alla fine Brunori rimane? Brunori per il momento è un giocatore del Palermo, lo chiedete giustamente, ogni giorno non ci sono grosse novità di rilievo per quanto riguarda Matteo Brunori, è un giocatore che per il momento non porta novità, perché comunque c'è probabilmente l'intenzione di ricucire o quantomeno di portare la situazione ad un livello di calma più o meno apparente. Vedremo come andranno le cose, però sicuramente è un giocatore per il quale il Palermo non vuole far sconti né tantomeno vuole liberarsi tanto facilmente. Tra l'altro ieri il nuovo direttore sportivo della Cremonese ha detto Brunori per noi costa troppo, il che è un indice del fatto che Brunori, qualora dovesse andare via, non rimarrebbe in Serie B, perché comunque la Cremonese è squadra che sta investendo, ha preso i due top player del Catanzaro, ovvero sia Van de Putte e Fulignati, quindi è società abbiente economicamente ma che non vuole fare grossi sforzi. Non c'è l'intenzione di rafforzare una diretta concorrente, questa è la principale
principale priorità. Questo Quindi è se il Palermo vorrà vendere Brunori è quasi sicuro che lo venderà in Serie A meno di offerte all'estero che al momento mi sento di escludere. Sono d'accordo con te. Angelo Lopresti chiede: Pierozzi è chiusa? Pierozzi sì, praticamente è chiusa. Credo che ci sia soltanto la voglia di attendere la questione relativa alla Fiorentina, che vuole liberarsi comunque del giocatore senza opporre troppa resistenza. Non è un giocatore, è un giocatore che Palladino vuole valutare, ma la Fiorentina ha diverse soluzioni su entrambe le fasce, anche sia per un 4-3-3 che per un 3-5-2, che sono le vesti tattiche che Palladino ha usato spesso al Monza. Prendo la parola io e poi ti lascio l'ultimo commento. Anthony, Mansur Jackson sempre chiede: la partita domani verrà trasmessa in streaming? Sì, lo dicevo anche prima, le partite contro rappresentative LND di Sondrio e contro la formazione svizzera, vi perdonerete se non ricordo precisamente il nome, che il Palermo giocherà il 17, quindi mercoledì, verranno trasmesse entrambe sui canali ufficiali del Palermo. È notizia di questa mattina invece che Monza-Palermo, partita in programma il 20, quindi in chiusura di ritiro sul campo di Temu in provincia di Brescia, verrà trasmessa da Sport Italia, quindi sarà visibile in TV da parte dell'emittente diretta da Michele Criscitiello. Questa è una notizia che vi vogliamo dare, una notizia che ci è giunta tra l'altro pochi minuti fa ai nostri occhi e alle nostre orecchie, quindi vi diamo questa ultima indiscrezione. Anthony, ultimo messaggio e poi torniamo a Ranocchio. E allora Andrea Randazzo ci scrive: ma questi tempi biblici per prendere un giocatore sinceramente troppo lenti. Sicuramente da quando il City Football Group è arrivato non si è mai fatto preferire in velocità di chiusura delle trattative nell'ufficializzare i giocatori. Dico, ormai questa è la terza sessione estiva di mercato e diciamo il Palermo ormai non è più abituato ad agire né di impulso né un po' di sensazioni. Il Palermo valuta ogni spostamento che fa, ogni movimento in entrata e in uscita lo cadenza molto molto bene. Ci sono tanti confronti con tanti elementi del board, oltre che le decisioni prese a Morgan De Santis, quindi non è un direttore sportivo a tutto tondo che prende e decide in autonomia. Sicuramente ha il suo spazio, come ci avrà il suo spazio nell'aspetto tecnico anche Giulio Migliaccio, ma sicuramente c'è da confrontarsi sempre con Manchester prima di chiudere qualsiasi operazione. Ma se riguarda una scelta che va ad accontentare le richieste dell'allenatore, noi siamo abbastanza sicuri che queste tre operazioni di cui abbiamo parlato, quindi Henry, Pierozzi e Nicolau, dovrebbero chiudersi in tempi molto brevi rispetto al giorno d'oggi, perché comunque io penso che il Palermo punti almeno a chiudere il ritiro di Livigno con questi tre nuovi innesti, in attesa della partenza verso Manchester e in attesa di risvolti importanti riguardanti Brunori, che è il tema caldo. Assolutamente sì. Torniamo a Filippo Ranocchia e al tema forse più chiacchierato della conferenza stampa. Tante domande su questo tema. Filippo Ranocchia sarà il nuovo numero 10 del Palermo, l'avete visto anche nella grafica che abbiamo condiviso sui nostri profili social, ovvero sia Facebook, Instagram e X, che vi invito a seguire, oltre ovviamente al sito www.sportisili.it e al canale YouTube Sportisili TV. Ranocchia numero 10 ne ha parlato ai nostri microfoni, che microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa Livigno, in questi termini. No, allora sapevo che Checco voleva cambiare il numero perché aveva portato da 2 anni, voleva cambiarlo, allora a me è un numero che è sempre piaciuto e allora abbiamo deciso, lui me l'ha lasciata molto gentilmente, io ho deciso di prenderla perché è un numero che mi piace, che ho sempre voluto indossare, insomma, e indossarlo con questa maglia sarà ancora più speciale, insomma. Infatti avrei sempre voluto indossarla, ma sono contento che sia capitato qua la prima volta. È il primo ricordo che ho del 10 della maglia del Palermo, è sicuramente Miccoli, ma io l'ho presa perché appunto, come ho detto, è un numero che mi piace e che voglio rendere mio, insomma, senza chiaramente mancare di rispetto a nessuno e senza fare nessun paragone. È un numero sicuramente particolare, però alla fine non è tanto il numero che conta, ma è quello che si fa in campo, insomma. Sicuramente, nel senso è uno dei più grandi giocatori che credo abbia indossato questa maglia, quindi sicuramente fare qualcosa anche di simile a quello che ha fatto lui sicuramente sarebbe bello e, come ho detto, solo il lavoro e in campo mi potrebbe portare a questi risultati, insomma. Rientriamo. Filippo Ranocchia numero 10 del Palermo, che ne pensi? Penso che
è il giocatore giusto per prendersi questo numero di maglia. Non sarà quel classico 10 da mettere dietro la punta, io lo vedo più una mezzala di inserimento di grandissima qualità, però diciamo che se c'è un giocatore al quale si addice questo numero, io faccio sempre il nome di Filippo Ranocchia. Infatti non mi sono sorpreso più di tanto, prima che mi è venuto un lapsus quando ho sentito Ranocchia numero 10 e ho detto Di Mariano è ancora in rosa, ho pensato, però è stata una scelta dell'esterno palermitano di cedere volentieri al suo compagno, nonché amico, la casacca numero 10. Forse Di Mariano aveva voglia di mettersi un numero che è un classico per gli esterni, il numero 7. Il numero 7 che lui tra l'altro aveva, se non erro a Venezia, Sì. Sulle sue spalle. Possibile. E noi adesso andiamo proprio ad analizzarli. Voi potete tranquillamente andarli a consultare sui nostri profili Facebook, Instagram ed X, i numeri di maglia del Palermo. Inizio io a vedere questi numeri, i numeri un pochettino più particolari, e mi casca l'occhio, oltre che sul 7 a Di Mariano, il numero 14 che prima era quello di Ranocchia, adesso passa sulle spalle di Aliosa Vasic, e poi c'è caduto l'occhio sui numeri. Ricordiamo, questi numeri sono provvisori, sono i numeri che serviranno ai giocatori per scendere in campo intanto domani contro la rappresentativa dell'ND Sondrio, però casca l'occhio il fatto che per esempio gente come Fella, 99. come Piacelli, che è dato in partenza, abbiano scelto un numero. Sicuramente il Palermo ha voluto fare una scelta, ovvero sia su Piacelli gli assegniamo il numero in attesa che magari chissà potrebbe concretizzarsi la partenza. Noi comunque tra virgolette non vogliamo dare la notizia, non vogliamo fare discorsi, anche perché per qualsiasi cosa Piacelli ancora deve lasciare Livigno e deve a seguire ancora fare le visite mediche col Il Catanzaro. calciomercato è uno scenario imprevedibile, è pieno di complicazioni dell'ultimo minuto, quindi è chiaro che il Palermo non si è sentita di prendersi la responsabilità di mettere fuori già dalla lista dei numeri Piacelli, come ha inserito tutti quei giocatori che sono dichiaratamente fuori dal progetto tecnico, almeno per quanto riguarda questa stagione. Penso a Fello, penso anche a Corona che Dionisi ha già detto che lo manderanno in prestito. Assolutamente sì. Casca l'occhio, ma questa è una delle altre cose, una curiosità di cui abbiamo parlato anche con un collega, ovvero Giovanni Di Marco, Sì. di TGS e di Sky, il 16 di Gomis. La prima cosa che ho pensato è stata Mike Maignan, che tra altre cose è stato al Rennes con Gomis prima che Maignan passasse a Lille, ma poi Giovanni ci ha aperto gli occhi su una cosa, ovvero la leggenda dei portieri francesi col numero 16 nasce dalla vecchia numerazione 1-11, che poi è stata praticamente abolita ovunque, e praticamente il 16 era il portiere di riserva, perché a differenza di come viene fatto adesso, Che c'è il 12. che viene fatto in tutto il mondo, in cui il 12 è il portiere di riserva, ai tempi il portiere di riserva era il 16 perché era l'ultimo della distinta, in quanto ai tempi c'erano 5 giocatori in panchina e non 7 o addirittura le panchine lunghe, e quindi praticamente il 12 era il primo panchinato, cioè solamente il giocatore che entrava per primo, e invece il portiere, che era considerato così una mossa di sicurezza, una mossa di eccessiva sicurezza, era messo per ultimo, e quindi il 16. Da qui portieri come Mike Maignan, come Areola hanno indossato il 16. Gomis ha fatto questa scelta. Gomis, diciamo che lo percepisco, anzi l'ho sentito pure parlare in maniera molto comica, possiamo dire così, nell'allenamento di ieri con Diakité e Claudio Gomes in francese. Tutti e tre scherzavano nella loro lingua, in quanto senegalese Gomis mastica molto bene la lingua transalpina, oltre al fatto che ha avuto più di un'esperienza sia al Rennes che all'Orient, e quindi è un giocatore che si sta anche integrando con qualche compagno, passatemi il termine, di nazionalità. Oltre a questo possiamo dire che è una scelta abbastanza interessante, resta semplicemente da capire, caro Francesco, se sarà veramente la riserva di Verlange. Assolutamente sì, questo lo scopriremo naturalmente in corso d'opera, lo scopriremo soprattutto quando Sebastiano De Planche tornerà tra i Io pali. intanto domani me lo aspetto titolare. Ma guarda, non ha Gomis. Sì. Assolutamente domani Gomis sarà il titolare, da capire intanto se ci sarà Piacelli, penso che il secondo tempo o il primo toccherà a lui, e poi se non ci sarà Piacelli sicuramente gli altri
altri due si divideranno la porta. Agostino Alaimo sempre presente nelle nostre dirette, naturalmente noi vi invitiamo, esatto, di YouTube, noi vi invitiamo a emularlo perché comunque fa sempre piacere scambiare due chiacchiere con i nostri lettori. Agostino scrive: buongiorno a tutti, buongiorno a te. Anche Ranocchio come di Francesco mi sembra molto motivato e convinto, tutto questo è merito di mister Dionisi. Io penso che sia merito dell'epilogo dell'anno scorso, oltre che di Dionisi, perché sono comunque giocatori abituati a vincere e giocatori abituati a fare la Serie A. Esatto, a fare la Serie A, e che chiaramente hanno preso male l'epilogo dell'anno scorso. Per quanto riguarda il budget di mercato, prosegue Agostino, Morgan De Santis in conferenza stampa ha detto che non c'è nessun problema economico, tant'è che la volontà è di puntare su elementi importanti come Pierozzi. E qui il discorso che facciamo sempre: Pierozzi è complementare con Diaghité, gioca l'uno, gioca l'altro. Alla fine penso che sarà, qualora dovesse concretizzarsi l'affare, una competizione sana. Come ho sostenuto più volte, ci dice Agostino, in considerazione delle uscite di Mancuso e Soleri, l'ingresso di Henry, il Palermo deve fare entrata un altro attaccante. Siamo d'accordo. Infine, a centrocampo mister Dionisi rivitalizzerà due elementi importanti come Saric e Stulaz, che insieme a Segre e Ranocchia comporranno un centrocampo molto forte. E non dimentichiamoci mai che nel centrocampo del Palermo c'è sempre un certo Claudio Gomes, che viene sempre così sottostimato dai tifosi del Palermo. Ci può stare, perché alla fine non è appariscente come può essere un Segre, un Ranocchia. È quel centrocampista che fa il lavoro sporco, quello Esatto. che gioca a due tocchi, diciamo che ripulisce sempre il gioco, penso sia un elemento importante, Claudio. È il classico, come lo chiamava Trapattoni, il classico giocatore che canta e porta la croce, quindi un elemento che unisce spada e fioretto in un certo senso. Ci scrive Anthony il caro Dario: quali sono le tre rose secondo noi più forti dopo l'arrivo di Coda alla Samp? Dici la tua che io poi vi dico la mia. E allora, intanto c'è da dire che Coda alla Sampdoria aggiunge esperienza e gol a una squadra che non va sottovalutata, perché la Sampdoria, ricordiamo, essere stata solo al primo anno di B dopo un rischio fallimento. Il fatto che abbiano raggiunto i playoff è stato già un grande risultato, ricordiamo che sono stati eliminati proprio dal Palermo, però non mi sento di mettere la Sampdoria tra le prime tre rose favorite. Per questione... Ricordiamo, scusami Anthony, ad oggi 12 luglio con più di 50 giorni di mercato ancora davanti. Assolutamente, ancora c'è una vita e quindi tutto può cambiare. Però mi sento di parlarvi intanto del Sassuolo, perché è una delle squadre che ha più disponibilità economica nel campionato insieme al Palermo e qualche altra. Poi ci metto la Cremonese che obiettivamente sta operando molto molto bene, e poi perché non mettere anche il Palermo stesso. Confido molto nella gestione tecnica e societaria alla quale il Palermo si è affidato. Parlo di De Santis, parlo di Dionisi e parlo di un mercato che stiamo vedendo molto molto interessante. Allora, io non tengo in considerazione il Palermo, non perché non lo ritenga da top 3, ma semplicemente perché comunque voglio puntare gli occhi sulle altre di Serie B. Concordo in pieno sullo stato attuale della rosa, la Cremonese, perché tolto Vasquez con ogni probabilità andrà via, ha aggiunto Van de Putte, dovrà prendere un centravanti ancora, però io confido nelle capacità della società grigio-rossa in sede di mercato. Allo stato attuale delle cose il Sassuolo ha una formazione eccezionale, anche perché c'è ancora Mimmo Berardi, c'è ancora Lorientè, c'è ancora tanta gente di esperienza, di garra, e li ritengo da seguire con grande attenzione. Io in questo momento la Sampdoria ce la metto, sono molto sincero. L'arrivo di Coda e il fatto che comunque la rosa attuale della Samp ha un anno in più, c'è un Esposito in meno, c'è un Coda in più, quindi c'è un talento per me purissimo, un giocatore che se dicessero a me lo vorresti Esposito chiederei dove si deve firmare per avere Sebastiano Esposito, ma chi mi conosce, anche chi ci segue, sa che io sono un grande estimatore di Sebastiano Esposito, e quindi sarebbe un colpo veramente da prima della classe per il Palermo. Mina vagante il Pisa con Pippo Inzaghi, con tecnico che in B è da considerare un vincente, e sta portando avanti alcune trattative molto interessanti, anche perché ricordiamo che il Pisa ha in dote i 9 milioni del riscatto di Lucca dall'Udinese, quindi in B 9 milioni c'è chi ci ha vinto dei campionati in Serie B con 9 milioni di budget trasferimenti. Chiudo con le ultime due domande e poi ci salutiamo perché è l'1:30. Roberto Frenda, novità diritti TV ne abbiamo, lapidario no, perché è ancora in corso la trattativa, non sappiamo per quanto andrà avanti, sarà una calda estate da questo punto di vista, non lo è per i ripescaggi di C e lo è per i diritti
diritti TV, ce n'è sempre una. Chiudo con Angelo Lopresti. Secondo me Gomis, presumo, il soggetto sottinteso, farà davvero a Chioccia de Planche, lo aiuterà tantissimo. Sono d'accordo, però è un giocatore che secondo me le sue 15-20 presenze le strapperà, perché come ha detto ieri, e vi invito a guardarle le interviste che abbiamo fatto ieri in una nota gioielleria di Palermo per l'European Soccer Camp di Francesco Lacavera, ha detto: Marco Amelia, io sono a favore dei portieri che vengono scelti di domenica in domenica, come fece per esempio Mignani quando svoltò e optò per Sebastiano De Planche al posto di Mirko Pigliacelli. Tu che ne pensi? Io penso che sia De Planche che Gomis hanno tutte le carte in regola per fare i titolari a Palermo. Uno è più giovane, uno è più esperto, secondo me si compensano e quindi potranno dare vita a un bel dualismo che può elevare il tasso di competitività all'interno della rosa, che è quello che ha chiesto in principal modo sia De Santis che proprio Gomis. Assolutamente sì, sono d'accordo con questa considerazione sui portieri che ci porteremo avanti per tutta l'estate. Chiudiamo l'appuntamento del pranzo di Sportisile Way Day 6, giornata 6 del ritiro del Palermo a Livigno. Tornerà Anthony Massaro alle 18:30. Domani l'amichevole contro rappresentativa LN di Sondrio. Grazie per averci seguito, continuate a seguirci su Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube e il sito www.sportisili. È tutto. Ciao Anthony. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.